Siamo con Chicco Ruggeri, responsabile organizzativo delle rappresentative regionali qui nell'impianto Isario di Oristano. Allora, facciamo innanzitutto il punto della situazione sui raduni. Per quanto ci riguarda le cose stanno andando molto bene, stanno procedendo in maniera molto buona, perché stiamo trovando grossa qualità tecnica in questi ragazzi. Siamo convinti che probabilmente, anzi sicuramente faremo molto bene anche quest'anno al torneo delle regioni che si terrà in Calabria. È ancora vivo il ricordo del torneo della passata stagione organizzato proprio qui a Oristano, una grande vetrina per tutto il calcio sardo in un impianto che è sicuramente il fiore all'occhiello ma che è in fase di completamento. Sì, questo intanto è un impianto che ormai è il quarto anno che è diventata la casa nel calcio isolano, e siamo molto contenti. Abbiamo fatto degli sforzi notevoli a livello economico, però siamo super soddisfatti perché sta diventando veramente un fiore all'occhiello e probabilmente, tolto Coverciano, è l'unico campo federale di un certo livello in Italia in questo momento. Un impianto che aveva fortemente voluto Tino Cata, vicepresidente del comitato regionale, scomparso recentemente, al quale voi volete dedicare questa struttura. Sì, questo è un impianto appunto che Tino voleva, come tutto il Consiglio, assolutamente, perché ci rendevamo conto dell'esigenza. Tino in particolar modo lo voleva probabilmente perché, come me, essendo persona di campo, si rendeva conto che non era un'utopia creare una struttura del genere, ma soprattutto che avrebbe dato maggior impulso al movimento sportivo e calcistico isolano. Con quest'ottica voi state organizzando un evento a breve? Sì, a questo punto noi stiamo organizzando un evento, un torneo per le categorie giovanissimi e allievi, dove parteciperà la rappresentativa sarda, quella umbria, probabilmente quella abruzzese e il Cagliari Calcio. Per noi sarà un'occasione per confrontarci, per vedere quale sarà la qualità dei nostri giocatori, soprattutto ci permetterà di rompere un po' l'isolamento, perché ogni volta che noi andiamo a giocare fuori andiamo un po', diciamo, al buio. Conosciamo qual è la nostra forza, ma non conosciamo la forza degli avversari, quindi per noi è sempre una scoperta. Quest'anno speriamo che con questo torneo ci permetta di avere qualche indicazione in più. Benissimo, noi ringraziamo Chicco Ruggeri, facciamo complimenti per il lavoro che sta svolgendo come dirigente del comitato regionale e ovviamente con la speranza che a breve nuovi talenti sardi possano spiccare il volo. Grazie, è quello che ci auguriamo. Grazie.